La proposta è stata improvvisata, non era ancora ufficiale e abbiamo preparato, diciamo, una difesa preventiva, cioè abbiamo fatto sapere a chi di dovere, comune e municipalità, che avremmo difeso quegli alberi e c'è stata l'intelligenza da parte sia di consiglieri di municipalità di dire non era una proposta della municipalità ma solo del Presidente, sia dell'assessore Boraso di dire quella era una delle ipotesi. Niente taglio degli alberi in via Bissuola per far posto alla pista ciclabile. I comitati cittadini sono soddisfatti, ma il presidente Conte ha voluto dire la sua in merito, evidenziando il fatto che né lui né l'assessore alla mobilità Boraso avevano intenzione di agire. L'assessore disse: si potrebbe realizzare una pista ciclabile sul lato del Berna, ma poiché lo spazio che è molto limitato, in questo caso bisognerebbe dolorosamente ricorrere a un abbattimento di un certo numero di platani, ma solo su quel pezzo lì. Teniamo conto che su quel pezzo lì ci sono 2 scuole frequentate da circa 2-3 mila persone. Ecco. Ovviamente ci siamo resi tutti conto che sarebbe stata una ipotesi di estrema ratio, ma nessuno ha detto che era condivisa dalla municipalità, che c'era un progetto, che è finanziato, ma è una ipotesi che sarebbe stata l'ultima. Nessuno ha mai parlato di abbattere tutti gli alberi, di fare la pista ciclabile. È una ipotesi di lavoro. Un caso montato sul nulla in pratica, conclude Conte, mentre nel frattempo i comitati fanno sapere che di proposte sul piatto ce ne sarebbero diverse. Per esempio fare una pista su via Bissagola invece che su via Bissuola, per esempio fare in maniera che su via Tevere sia facile passare anche con le bici, quindi che non sia tutto bloccato dai parcheggi delle macchine, per esempio creare una situazione per cui quando i ragazzi aspettano il bus davanti al Berna ci sia lo spazio per aspettarlo e non si debba andare in mezzo alla strada, cioè ci sono delle proposte che affrontano il problema, quello della sicurezza di questi ragazzi.